Ciao a tutti amici della buona cucina, benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo una ricetta che vi farà vedere come realizzare 3 tipi di pane. Una ricetta davvero unica e squisita, ma in realtà sono 3 le ricette. Vediamo come realizzarle, ma se non ancora l'avete fatto iscrivetevi e azionate la campana. Molti di voi potete ancora vedere altri video, ma soprattutto avere le novità e quindi avere anche più avanti accesso alle schede che sto realizzando con tutte le ricette, ma solo se vi iscrivete. Quindi grazie a tutti, vediamo le ricette e alla fine ci rivediamo per gli ultimi consigli. Per fare il pane ai semi di girasole useremo 1 kg di farina, 650 ml di acqua, andiamo a mettere un cucchiaio di sale, 2 cucchiai di zucchero, abbiamo qui 7 g di lievito granulare e 200 g di semi di girasole. Andiamo a fare l'impasto. Bene, così tutto pronto. Iniziamo mettendo il lievito. Questo è il lievito granulare, 7 g. Poi andiamo a mettere un bel po' di zucchero per attivare il lievito. Vedete, così mettiamo metà dei semi di girasole e il resto poi lo metteremo sopra il pane. Vedete, così mettiamo metà della farina, mettiamo adesso un po' di sale e aggiungiamo tutta la farina. L'impasto lo faremo molto morbido e poi dopo lo andiamo a lavorare in modo che prenderà compattezza, quindi serviranno almeno altri 70-80 g di farina che ci permetteranno di lavorare l'impasto meglio. Quindi non è farina che riguarda l'impasto, ma una farina che andiamo a usare su questa tavola in modo da andare a realizzare un pane squisito. Così vedete, a questo punto non voglio aggiungere nemmeno un goccio d'olio perché porterà un sapore un po' diverso al pane. Togliamo una cucchiaia di legno e lo facciamo lievitare 2 ore. Questa ciotola sarà completamente piena una volta che verrà lievitato e chiudiamo. Aspettiamo almeno 2 ore. State attenti, visto che siamo in un periodo invernale, che non sia in un luogo dove ci siano delle correnti di aria fredda, quindi lo copriamo e aspettiamo. A dopo. Bene, così siamo arrivati a buon punto, vedete l'impasto è raddoppiato. Adesso per fare un buon pane non c'è miglior cosa che andare a lavorare l'impasto con un po' di farina. In questo modo il nostro impasto prenderà compattezza. Vedete, la lievitazione è perfetta e a questo punto andiamo ad aggiungere un bel po' di farina, non possiamo fare diversamente, e lo lavoriamo. Vedete, in questo modo. È importantissimo che andiamo a dare un po' di energia a questo pane lavorandolo. Solo 2-3 volte facciamo questo procedimento, che lo stendiamo e poi lo andiamo a mettere sopra. Così. A questo punto dobbiamo mettere tutti i semi, quindi un attimo lo spostiamo da qui, vogliamo qui
togliamo gran parte della farina, ci aiutiamo con questa palettina, togliamo tutta la farina, vedete così, e mettiamo i semi, e così andiamo al pane, lo adagiamo sopra tutti i semi, e anche in questo caso bisogna fare un po' di forza, e andiamo dall'altra parte, vedete, così lavoriamo sopra i semi, ancora ha dell'umidità, e man mano il pane prenderà il resto dei semi che serve. Quando ci serve mettiamo solo un po' di farina e mettiamo gli ultimi semi di girasole, ecco, farina, semi, e adesso siamo davvero nella parte che abbiamo completato il nostro filone, e lo passiamo su una teglia e lo andiamo a infornare. Vedete, questa è la teglia, adesso lo lasciamo qui per una ventina di minuti, poi facciamo dei tagli e lo inforniamo. Vedrete che ottimo risultato e soprattutto che buon profumo di semi di girasole, un pane buonissimo e genuino. Allora ci vediamo dopo per infornarlo. Il gnocco alla contadina è pronto. È pronto? Allora, adesso tagliamo il pane così, vedete, in questo modo, in modo che nella cottura si alzerà un attimino ancora, lo sistemiamo, vedete, bisogna avere sempre le mani con la farina. E adesso lo inforniamo, un po' di farina di sopra, ok, gli facciamo il taglio, lo inforniamo e lo lasciamo in forno. Così vedete il pane è pronto, perfettamente cotto, proviamo se è cotto, ecco questo rumore, vedete, ci fa capire che all'interno è cotto e non ci sarà una mollica bagnata, quindi provatelo anche voi e buon appetito a tutti! Bene, per fare questa ricetta useremo 200 g di latte, 100 g di farina, abbiamo 60 g di zucchero, 2 cucchiai di miele, 7 g di lievito per pane, poi abbiamo un pizzico di sale, andiamo a mettere anche un pizzico di senape, non molto, darà un giusto sapore un po' più agre a questo pane che noi andiamo a realizzare con latte. E questo piattino, vediamo, qui ci sono 60 g di farina che ci servirà per lavorare l'impasto una volta che andiamo a unire tutti i componenti. Bene, adesso vediamo come realizzare la ricetta. Bene, così tutto pronto, così torniamo a fare delle ricette che hanno come base principale il pane. Mettiamo il latte. Infatti dopo il video del pane serale ho deciso di realizzare anche altri tipi di preparati. Allora, questo lievito è 7 grammi, lievito essiccato. Se eventualmente usate lievito di birra basta metterne la metà, proprio perché è più forte il lievito di birra. Così, una volta messo il latte, il lievito essiccato, andiamo a mettere il miele, così aggiungiamo anche lo zucchero e dobbiamo aspettare un attimo che tutto si sciolga. In questo caso è proprio, mi sa, necessario usare anche una frusta.
così andiamo ad aggiungere tutta la farina. E proprio un momento prima che raddensi aggiungiamo il pizzico di sale e la senape. Così togliamo questa frusta in questo modo e ci affidiamo al cucchiaio di legno per completare l'impasto. Ecco, quello che è molto difficile quando si realizzano questi video è trovare il momento in cui ci sia un po' di silenzio, perché bisogna evitare tutti i tipi di rumori che sono presenti in una casa. Questo è un grande fastidio. Bene, allora ci siamo, vedete, l'impasto deve essere molto morbido. Mettiamo della farina. Questa ricetta noi la facciamo semplicissima, così, senza andare a usare impastatori, perché non servono. Molte volte si esagera anche con gli attrezzi. La cosa più importante, voilà, è non rompere niente e riuscire a realizzare delle ricette semplici con quello che si ha a casa. Vedete, così impastiamo. Dobbiamo lasciarlo un po' umido, ma dobbiamo lavorarlo in modo che sia anche raffinato l'impasto. Allora, abbiamo tre possibilità per la lievitazione. Possiamo fare: o lo mettiamo nel frigo adesso, una volta che lo impastiamo per bene, lo lasciamo ad esempio un'oretta in modo che la lievitazione parta e poi lo conserviamo in frigo anche per una notte e la lievitazione sarà lenta. Un altro modo invece è quella della lievitazione diretta, lasciarlo 2 ore a lievitare, in modo che quasi al 90% dei casi di questi tipi di impasto si riesce a far lievitare bene e soprattutto abbastanza in poco tempo si riesce anche ad andare a realizzare la nostra ricetta. Un terzo modo è quello invece della lievitazione pompata, come la chiamo io. Dovremmo ad esempio mettere questo impasto nel forno a 80 gradi per 40 minuti. Dopo lo usciamo dal forno e lo lasciamo vicino al forno e mettiamo il forno a 200 gradi e così dopo si va a rimettere di nuovo dentro il forno. Questi sono 3 modi. Ovviamente la migliore è sempre la prima, quella di lievitazione un po' più lenta, perché eviteremo di fare guai e soprattutto l'impasto sarà più leggero, più soffice e ci permetterà anche una migliore riuscita. Allora, vedete, a questo punto, per andare a fare questo pane, che noi lo vogliamo fare come un pan carré, un pane in cassetta, ovviamente la versione più semplice e naturale che possiamo fare senza uova, andiamo a usare questa teglia. Quindi abbiamo aperto il nostro impasto, adesso lo chiudiamo, vedete, così, e cerchiamo soprattutto di non fare i bordi finali molto sottili o molto più grossi, altrimenti non sarà uniforme. Così, vedete, lo andiamo a mettere in questa teglia e aspettiamo. Allora, io in questo caso voglio lasciarlo un'ora così fuori e poi lo voglio conservare in frigo fino a domani mattina,
e lo andrò a cucinare per la mia colazione. Così vi faccio vedere fra un'ora come sarà la lievitazione e dopo circa 20 ore andremo a cuocerlo. Adesso metto la pellicola e vi farò vedere dopo un'ora com'è l'impasto. Abbiamo qui un chilo di farina, 550 ml di acqua. In realtà per un chilo va a 600 ml, però dobbiamo lasciare un po' di farina proprio per lavorare poi l'impasto. Poi abbiamo sale, un po' d'olio, dello zucchero e il lievito. Qui abbiamo questa bustina di lievito essiccato, potete usare anche il lievito di birra. In questo impasto vanno 4-5 grammi di lievito di birra. Allora iniziamo subito. Vedete? In una ciotola riusciremo a fare tutto in un modo davvero semplice e velocissimo. Vedete? Abbiamo messo la farina, abbiamo lasciato qui un tocco di farina. Iniziamo subito mettendo 2 cucchiai di zucchero. In questo caso lo zucchero ha più importanza come elemento che aiuterà a fare effetto al lievito. Così vedete, semplicissimo. Mescoliamo e andiamo a mettere l'acqua tutto di un colpo. Non c'è dubbio, questa è la ricetta per fare l'impasto delle vostre realizzazioni, qualsiasi realizzazione. In pochi minuti, vedete, si può realizzare questo impasto. Quando incomincia l'impasto così a prendere, diciamo, compattezza, forma o pastosità, andiamo a mettere un cucchiaio di sale, così vedete. Quindi così siamo sicuri che non andrà a disturbare il lievito. Mescoliamo così, vedete, giusto un minuto. Un cucchiaio di legno, niente, non serve nient'altro che un cucchiaio di legno. E l'impasto poi prenderà la sua forma, la sua compattezza, vedete, così. A questo punto andiamo a sollevare con il cucchiaio l'impasto e mettiamo l'olio nella parte di sotto, così, vedete, si prende tutto. In questo modo l'impasto è pronto. Ma l'unica cosa più importante per fare un ottimo impasto per pizza, focaccia, qualsiasi cosa volete fare, lo dobbiamo lavorare bene. Allora, a questo punto lo facciamo con le mani, ci bagniamo le mani con l'olio, così vedete, e andiamo a prendere la restante parte della farina, la mettiamo in questo tagliere, vedete, così. Un attimo giriamo l'impasto dentro la nostra ciotola. La ciotola in questo punto è anche oliata ed è perfetta per andare a fare quello che dobbiamo poi fare lievitare il nostro impasto. Vedete, a questo punto facilissimo, andiamo a lavorare così
così è trascorso il tempo, vedete? Il nostro impasto è perfettamente lievitato e anche grazie alla pellicola ha mantenuto la sua umidità, vedete? Perfetto. Bene, così possiamo continuare la nostra realizzazione. Abbiamo qui l'impasto, vedete? Perfettamente lievitato. E quindi andiamo a fare il pane. Mettiamo in questa teglia, non serve nient'altro che realizzare pane in casa, così lo abbiamo aperto, vedete? Andiamo adesso a chiudere, lo lavoriamo, è importante lavorarlo bene. Noi facciamo in questo caso una bella corona, dobbiamo un attimino cercare di dare un po' di energia a questo pane, non vi preoccupate se un po' lo schiacciamo, e quindi poi qui lo uniamo e lo andiamo a cucinare qui. Adesso in questa teglia la andiamo semplicemente un po' a oliare, vedete, così, semplice, e mettiamo un po' di farina, giusto questa che abbiamo qui nel tagliere, e possiamo andare a passare questo pane nella nostra teglia. Adesso non lo inforniamo subito perché sto realizzando un'altra ricetta nel forno, lo lasciamo qui. Prima di infornarlo lo andiamo a infornare a 220 gradi per 15 minuti. Prima di infornarlo lo andiamo a tagliare. Facciamo 15 minuti proprio perché è sottile, vedrete che poi sarà molto spesso una volta cotto. Quindi questo è il pane fatto in casa, il pane serale che potete fare semplicemente con un po' di farina. Abbiamo usato dell'impasto che avete visto all'inizio, metà dose, quindi sono circa da 1 chilo di farina, siamo qui sui 550-600 grammi di impasto. Bene, ci vediamo dopo, così vedremo l'ottima cottura di questo ottimo pane serale. Bene, così il pane è pronto, perfettamente cotto. Adesso si sforna, vedete, e facciamo la prova del nome. Vedete? Dovrà avere un rumore così di vuoto e anche queste bolle ci fa capire che il pane è pronto. Vediamolo da vicino. Vedete? Il pane serale perfetto. Lo facciamo raffreddare un po'. Piaciuti questi 3 tipi di pane, davvero buonissimi, deliziosi. Il pane al latte semplice è buonissimo per una colazione, magari da fare con la Nutella, o se volete farla anche salata. Il pane serale ottimo per farlo anche di domenica e soprattutto la forma come una ciambella, oppure il pane con i semi. Ottime ricette davvero da provare. Bene, ci rivediamo qui su Basilico Channel con tantissime altre ricette. Prossimamente arriverà anche la ricetta del pane integrale che sto un po' testando da varie settimane. Anche quelle ricette che ho realizzato ho dovuto circa un anno e mezzo andare a capire come lavorare il pane per arrivare a quel risultato. Sicuramente i panettieri sono anche più bravi di me, ma per fare delle ricette a casa forse i consigli che vi do non sono così male. Grazie a tutti, ci rivediamo qui, vi ricordo che Basilico Channel